è un altro New Bike Day, momento cambio della Epic con un nuovo mezzo. Adesso vediamo. Epic Evo Expert, quindi facciamo un po' un cambio dalla Epic di prima. Abbiamo fatto due step: la Epic azzurra con il brain solo dietro, Esatto. e telaio in alluminio, sospensione bloccabile anteriore. Poi la Epic Expert Carbon, che lì era proprio top di gamma, cross country puro, bella chiusa cattiva. E questa che diciamo un po' strizza l'occhio all'enduro. Sì, al trail, diciamo. Al trail, dai. Ha più corsa all'anteriore, Esatto, 120 mm l'anteriore, 110 al posteriore, senza brain, Mhm. quindi è bloccabile ma dalle sospensioni, non ha le sospensioni automatiche, e telaio full carbon, ruote carbon, non ti Basta. resta che pedalare e lanciarti sui E single track. reggisella telescopico. Reggisella telescopico. Reggisella Quello ormai telescopico è un must anche nei cross country. obbligatorio. Grande, grande. La prepariamo. Facciamo il SAG, regoliamo l'altezza sella e sei pronto per il weekend. Grande. Quindi questa è la nuova Epic, è diciamo colore del telaio opaco, un azzurro blu, un nero satinato ma molto chiaro, particolarissimo. Adesso finiamo di allestirla, ci aggiungeremo sicuramente due lucette buone sia per mountain bike che strada all'anteriore e posteriore, e poi tendenzialmente io uso sempre doppia portaborraccia per una borraccia portautensili, e comodissimo, upgrade consigliato da Luca, sottosella attrezzato con il kit Bandit di Specialized per una camera d'aria, una leva cacciagomme e una carica di CO2, così c'è il setup completo per le uscite. Regolazione stag, Puoi montare su? Quanto? Perché ti tengo io? Poi i pedali. No, io lo faccio Direi un pochettino, almeno al 25% di stag. Qua su 40 mm, quando tu sei seduto in posizione statica affonda il 25%. Dove la mascherina? Parlavo che Sì, no, vero. Via aria. Va via tutto, la velocità della luce. Hai ragione, sì, lì sì, hai ragione te. Lì sì, ragazzi. bici regolata, faccio una prova e dopo si va. Sì, ci siamo, secondo me ci siamo. Momento adesivi per finire l'allestimento della bici. Speedy Decal è il fornitore, e sulla bici blu ci va l'adesivo con scritta bianca, questo qua. Bomba, bello. Adesso non resta che portarla sui sentieri. Ciao!